Allora siamo con Giorgio Bosi, che fa parte del comitato organizzatore di questa Ultra Cycling Dolomitica, un appuntamento che prevede tutta una serie di eventi collaterali. Ricordiamone i più importanti. Ultra Cycling Dolomitica come piattaforma vuole avere la possibilità e vuole dare la possibilità a tutte le associazioni del territorio di dire la loro. Dal nostro punto di vista quest'anno sono avvicinati l'Associazione La Mente Comune di Padova, che porterà da noi un evento Scrap Cycle, un campionato regionale di ciclomeccanica per sensibilizzare sul riciclo dei materiali. Ci sarà poi un corso di guida sicura con Gandhi Motors che permetterà ai giovani di partecipare a questa riunione e poi a delle riunioni successive per sensibilizzare su quelli che possono essere i problemi di una guida troppo spericolata. Gli atleti si sono avvicinati a noi anche con scopo sociale, non correranno solo 2 atleti in handbike, di cui uno poi campione paraolimpico a Londra, ma anche ci sarà Marzio Bruseghin con la sua associazione che raccoglierà fondi per l'ospedale di Conegliano, il team Autismo SOS che raccoglierà fondi per un'associazione Autismo SOS che si occupa di ragazzi autistici e un atleta, Maurizio Brabolini, che anche lui svolge la sua raccolta fondi per il territorio. Quindi non è solo ciclismo, è un evento che parte dal ciclismo, arriva al sociale e vuole essere una festa per tutta la cittadinanza, perché comunque saranno presenti espositori per dare voce ai commercianti della zona, saranno presenti degli stand enogastronomici, saranno presenti degli spettacoli di supporto, tra cui anche concerti. Allora ricordiamo un pochino invece quelli che sono diciamo così, i termini di questo appuntamento, quindi orario, dove e come? Cordignano, provincia di Treviso, 5 e 6 settembre, venerdì e sabato, dalle 9 del mattino a mezzanotte per entrambi i giorni.